Buongiorno a tutti, sono qua a Borca di Cadore e questo programma le entra la nostra dente. Sono qua per Bortolin Sala, che è il nuovo sindaco di Borcia, che saluto. Ciao Bortolin. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, volevo domandare subito una roba. C'è che ti passa a Parlamento e te fai sindaco? Allora, sono qua su questo posto proprio qua a Ciantiglia, che la frana famosa, la Roa, come diciamo nosaltri, o la Garossa. No, e in seguito a sto fatto hanno avuto i morti in paese, per cui dopo è nato un gruppo di persone che si occupava di questa roba fattivamente per poter risolvere il problema. Questo è il motivo base sul quale è nato la nostra lista, insomma. Ancora su antindente del posto, no? E poi naturalmente intorno a questo evento ho fatto anche su un programma per tutti gli altri problemi dell'amministrazione comunale, perché naturalmente il problema non è solo che la frana, ma bisogna amministrare tutto, insomma. Proprio in quei buon'ora ho avuto il primo incontro con la protezione civile, che non riguarda però le opere, diciamo così, come si dice in italiano, strutturali della ROA, che risolverà il problema, ma riguarda i sistemi di allertamento, no? Che dovrà essere attivi entro l'estate, si spera, insomma. Nosaltri anche come comitato ROA così hanno proposto delle soluzioni naturalmente strutturali, che sono soluzioni vere per il problema della ROA. La vasca, così come che la vede qua intorno, no? La sa dimostrare inadeguata, oltre che essere stata pesantemente contestata dal CNR di Torino, no? Lì è un'opera che non si deve fare perché là ha una sicurezza solamente statistica, no? Quindi sarà sempre un evento che supera chi previste, no? Per cui una sicurezza sostanzialmente non c'è. Allora che le sta proposto le dare uno sfogo da qualche parte alla frana, no? Uno sfogo che porta l'Aga e la Iara fino a Voite, no? Sul tracciato di questo sfogo ho ancora da discutere in merito con la regione che è il tracciato migliore. Come abitanti di Ciantiglia gli ha proposto un tracciato che attraversa il centro vacanze senza interessare l'abitato di Gancia. Anzi, gli ha proposto due tracciati, no? Che passa da quella parte. E sostanzialmente la regione bisogna che valuti se è possibile fare avere una di queste due alternative che le sta proposto, e se non è possibile bisogna che mi dà una giustificazione seria però scientifica, insomma, no? Sì. Solo in questo caso gli andrà interessare, se non è possibile le altre due alternative, gli andrà interessare l'abitato di Cancia, no? Però prima bisogna vedere scientificamente se si può passare da quell'altra parte. Questo è il tema della ROA in linea generale. Naturalmente arrivare a una soluzione definitiva non è che se la fa in 5 minuti. Il problema nostro è interloquire continuamente con la regione, no? Per sollecitare le soluzioni progettuali in merito a questa roba qua. Naturalmente cercare di sapere contate anche con i politici in regione, no? Per andare avanti celermente. Sì. Io come tempi non sono in grado di garantire, no? Però sicuramente il nostro impegno è totale su questa vicenda, no? Come consiglio comunale e come sindaco io ho bene individuare la persona che si occuperà di questo tema, no? Che è Marco Zanetti. Allora adesso sono qua all'interno della vasca, che le sta la frana di Ciantiglia dell'anno passato, e vedo che l'è accesa. Io volerai capire da Bortolin c'è che lei sta abitazione. Sì, allora questa vasca che sono adesso l'invaso che era stata creata dopo l'evento del 94, no? Che praticamente negli anni 95-96, è stata costruita gabbionata che si vede qua sotto di me, e con una certa altezza, intorno ai 6 metri, no? Che aveva lo scopo di trattenere la Iara che non lo desse dopo al paese, no? In realtà poi si è verificato il fatto che questa vasca, no? Che anche la sai in più, le ultime corse dei gabbioni di Atiedu, sostanzialmente la vasca la peggiorà la situazione, no? Che prima forse era migliore. La Cesa che prima 60 anni al paese in Iara, però morte non ne aveva, no? Questa era la differenza. La Cesa che lei cadosa alle mie spalle, no? Era un edificio adibito destinato alla residenza dei dipendenti del villaggio, no? E dal 94, che anche le sta la seconda ROA, che lei inudò una nel 92 e nel 94, le sta dichiarato inagibile e sgomberato, no?
Ora, dopo sto fatto, le sta vari tentativi per organizzare la demolizione dell'edificio. A tutt'oggi la cosa non è ancora stata fatta. Anche in comune hai domandato per quale motivo non si sta abbattuto l'edificio e una risposta chiara non l'hai avuta. Hai intenzione di ordinare l'abbattimento dell'edificio con ordinanza del sindaco, no? Mi risulta che a tempo da Oslo era stata stanziata anche 100.000 euro apposta per fare questa operazione, no? Il motivo per cui non è stata finita, io questo non te lo sai di. In comune in realtà avevano alcuni documenti che gli sta sequestrati dalla magistratura che sta indagando su questo evento, per cui io sono anche in difficoltà a verificare che lei la documentazione se non mi dissequestra questi documenti, no? Però l'intenzione ferma è quella di fare lo tirador, insomma, l'edificio, ecco. Non ero presente perché ero accesa, tranquilla stranamente nonostante al temporale che l'era, che aveva appena scominciato, però me da nuoto e me da così, comunque a un certo momento accesa suona al telefono che noi sentù, lei non mi fioli te cambre, mi ha detto mamma lei non do la roa. Giuliano l'ha detto che è morta e non mi rendo neanche conto di ciò che disea, mi vestì, sono dovuta a sincerarmi di fuori, di ciò che l'era, per strada l'era già, e telefono su alla mamma. E faccio il cellulare della mamma che suona libero. No, prima hai fatto il fisso e detto va bene, sì, i fili, cioè, il cellulare suona libero. E intanto scominciamo a Giuliano e poi anche solo da qua. Allora mi racconta e praticamente perché sì, chiaro, l'ha detto che alle streghe non si sentiva tranquillo, la scomincia verso le streghe non si sentiva a sentire rumore e siccome aveva do la serra e te orto, l'ha detto aspetta che guardo se la serra è ancora su visto che era già partita nota. E l'ha detto sì guarda la resistù, l'ha detto poi gli disse a sua femmina che l'era dormita, che l'era teggetto, sento un brutto rumore, l'ha detto non mi piace niente, l'ha detto vado fin su a vede. La prima volta in vita sua che l'aldea perché l'era sempre la mamma la sentinella della roa e non la dormia mai, non la si vestia neanche, che la notte invece l'era in teggetto tranquilla. Insomma, le du fin su al ponte che il sole al bar satellite là, così, che anche si è rendu conto che l'era tutto pieno di aga, che l'aga l'era sopra la iara da quel che mi ha spiegato, e il nuoto così, l'ha visto tutta sta roba che l'usia, l'aga, ecco, che rifletteva Sì. la melma che l'era, Sì, insomma, l'ha visto che tutta l'era. sta roba, la chiamò col telefono e gli ha detto a sua femmina di scampare con chi riede. E le monta in macchina, le ruota fin davanti a Cesa, intanto sua femmina viene dopo scala con i suoi figli Samare, che era Samare di Sorita, Sì. e in Sonnevo, e l'ha fatto partire la macchina che era parcheggiata davanti a Cesa, invece Giuliano gli ha detto tol sulla mia, che l'aveva Già assai pronta. impitata e con la porta vertes, e devi non scampare. E il tu l'ha detto alla mamma ci penso io, gli ha detto a sua femmina vai tu, l'ha detto alla mamma ci penso io, e le tu là sul portone, la suona il campanello, la battu 4 colpe sulla porta chiamando mamma, mamma, mamma. Al quarto colpo ho detto che la sentù proprio un boato che si è rotto, si è girato, ha detto proprio una diga di aga che viene fuori con la violenza proprio come che ti dicevo prima di quei film che si vede che riguarda il Vaionte, là proprio sta onda. E l'ha fatto 20 metri, scamparsi allontanato 20 metri, sabe tu dos, che il petuo là col telefono in pità a chiamare. Pensa. A chiamare e da là, e da poi le torna a passare l'ondata più forte di aga. Naturalmente il portone là della Cesa l'era spalancato perché l'aveva paraito tutto, l'era tutto scuro e le duite di impeto chiamando ancora mamma, il pavimento il solaio non era più, le tomadò, ma insomma i ferri del cemento armato la tienu su, ecco, Sì, e che si rendu conto di così, la quindi torna in dos, dopo avete per finestra, a chattassa mare Ecco. e soffardelli. Soffardelli. Ecco.
così, così le stava anche la sera.